Sento parlare di iniziative organizzate da personaggi dello spettacolo, locali, appoggiati da alcuni artisti, affinché la cosa possa dare una svolta importante per quanto riguarda il ritorno dei concerti e delle varie attività legate allo spettacolo. Tutto questo fatto e organizzato ogni tanto in maniera bizzarra, ma nello stesso tempo con un impatto deciso per sensibilizzare. A discapito delle persone che non aspettano altro, e cioè che presto si possa tornare a fare musica. Quindi persone che non aspettano altro e che non vedono l'ora di poter tornare a seguire i propri artisti preferiti e i loro concerti. A discapito perché? Perché alcune di queste idee mirano così tanto a sensibilizzare al punto tale da privare le persone di un qualcosa che qualche giorno prima era stato divulgato a favore della musica dal vivo. Quindi esibizioni live che in realtà si sono rivelate dei fake e quindi delle non esibizioni seguite da silenzi e da motivazioni per sensibilizzare quello che sta accadendo nell'ultimo anno e quindi i limiti che stiamo vivendo, soprattutto dal punto di vista legato alla musica live, eccetera. Come se la musica fosse il problema principale di tutto quello che sta succedendo. Attenzione. Apro e chiudo parentesi. Locali che non guadagnano più un centesimo e che hanno bisogno dell'appoggio di artisti che diano alle persone un messaggio chiaro e deciso affinché si possa sensibilizzare e tornare alla normalità. Io vorrei chiedere una cosa agli artisti o a gran parte degli artisti nazionali, diciamo così. Come può la gente cambiare il corso degli eventi se non hanno da parte di chi ha un peso pubblico non indifferente il giusto esempio? Cosa intendo? In quest'ultimo anno sto vedendo che gran parte di personaggi noti del mondo dello spettacolo, della musica e di tutto ciò che ha a che fare con lo spettacolo non fanno altro che confermare e ribadire quello che le televisioni propinano. Ok? Che senso ha poi sensibilizzare e quindi dare ai fan un messaggio importante affinché tutto ciò venga sensibilizzato? Stiamo parlando di persone che non vedono l'ora di poter tornare a seguire concerti, i vostri concerti, cari artisti. Perché i locali non guadagnano più nulla, stanno chiudendo. E io vorrei chiedere anche una cosa ai cari locali che si lamentano, con tutta la solidarietà possibile, perché ovviamente ci mancherebbe, c'è piena solidarietà da parte mia. I locali, nei tempi di pace, quando tutto era permesso e c'era la possibilità di suonare, hanno sempre dato, quasi sempre, la precedenza alle tribute e alle cover band. Gli artisti emergenti, con un repertorio inedito e soprattutto quelli con un magro seguito, non hanno quasi mai avuto la possibilità, perché questi locali non gliel'hanno data, la possibilità di esibirsi e di far conoscere la propria arte e il proprio repertorio, quindi la propria arte. E gli artisti, gran parte degli artisti nazionali, meglio specificare, hanno mai fatto qualcosa
per gli artisti emergenti. I produttori, e parlo sempre di musica, quindi dell'ambiente musicale che in questi 12 mesi sta diventando, come dire, categoria che sta probabilmente soffrendo più di tante altre. I produttori, almeno negli ultimi 20 anni, hanno dato mai la possibilità e hanno mai scommesso o investito su artisti emergenti, soprattutto su quelli che meritano? O hanno preferito quasi sempre puntare su ciò che hanno sempre ritenuto funzionale agli scopi commerciali? Ecco, quindi per legare le cose, quindi per farvi capire bene questo mio concetto, stiamo parlando di locali, con tutto il rispetto e tutta la solidarietà, che non guadagnano più nulla e rischiano di fallire e di chiudere le loro attività. Persone che lavorano dietro le quinte nella musica e che guadagnano quel poco che serve per vivere. Io vorrei ricordare una cosa, con tutta la solidarietà possibile, ripeto, lo ribadisco. Ci sono persone in questo paese che il lavoro non l'hanno mai visto, continuano a non avere l'opportunità di lavorare, mentre c'è chi magari qualche opportunità di lavoro l'ha avuta. Dove voglio arrivare? Per essere breve. Nella musica esistono produttori, artisti soprattutto, posti e spazi che consentono loro di suonare, ma esistono anche gli emergenti. Agli artisti nazionali chiedo, ai produttori, ai locali, cosa avete mai fatto voi per gli artisti emergenti? Per concludere il discorso, cari artisti nazionali, siete i primi a dire agli italiani e quindi a ribadire tutto quello che le televisioni propinano, e sappiamo bene le televisioni da dove vengono, sappiamo benissimo da dove vengono, non fate altro che ribadire e invitare le persone a stare a casa, a stare attenti perché ci sono contagi, ci sono morti, però aderite a delle iniziative che mirano a sensibilizzare chi? Coloro che non vedono l'ora di tornare a seguire i vostri concerti, che più di tanto non possono fare, mentre siete voi ad avere un peso pubblico non indifferente per poter dire realmente quello che pensate, senza schierarvi dalla parte dell'opinione pubblica e dire le solite cose. Perché voi avete un peso pubblico che potrebbe realmente sensibilizzare se solo iniziaste a dire quello che realmente pensate, non solo quello che vi conviene. Parlo in generale, parlo di artisti, parlo di persone dello spettacolo che hanno un peso pubblico tale da poter influenzare in maniera coerente e pensata, senza aver paura di essere censurati, quindi pensare, dire e dare degli spunti un po' più interessanti e un po' più coerenti a tutti coloro che seguono le persone che hanno appunto questo peso pubblico. In conclusione, organizzare iniziative del genere per sensibilizzare chi? Cosa? Perché? Come? Ha senso? O è una grande contraddizione? A voi le giuste, spero, considerazioni. Buona serata.